can't remember a word that you were saying. Al termine dell'iniziativa e quindi della manifestazione dell'anno è tradizione per noi fare il passaggio di consegne e quindi passare al vino e all'associazione dell'anno prossimo. Io non mi dilungo molto su questo perché lascio la parola a Vladimiro, poi il problema è vostro fermarlo, comunque lascio a lui la parola che ci presenterà il produttore e l'associazione dell'anno prossimo. Ti faccio anch'io i complimenti da parte di tutti noi, hai alzato l'asticella ulteriormente, l'iniziativa Albavite in questi anni è cresciuta di anno in anno. Ricordo ancora quando Marco 7 anni fa mi ha chiesto di fare la degustazione del precedente Albavite di Treviso e arrivavamo a 120-130 magnum, adesso siamo arrivati a numeri veramente impressionanti. È un'iniziativa unica, particolare, che coinvolge tutti. E quindi mi passi un testimone importante che io cercherò di valorizzare al meglio. Siamo andati nel territorio maggiormente tipico o come dire, con un'impronta più particolare, siamo andati nel Piave, dove sapete tutti il Raboso Piave è il padrone da sempre storicamente, e abbiamo scelto l'azienda Bonotto delle Tezze, che di questo territorio è, come dire, il testimone della storia. Il vino sarà una DOCG, appunto il Malanotte. Siamo usciti da pochi mesi dalle ricorrenze legate alle celebrazioni del centenario. La nostra cantina è in linea d'aria a circa un paio di chilometri dal corso del fiume Piave. Pensare che a distanza di 100 anni questo vitigno possa ancora non solo dire la sua, ma far parte di un contesto di prestigio come quello che stiamo vivendo questa sera, e quindi far parte con onore di un progetto che rende onore all'Associazione Italiana Sommelier, ma anche e soprattutto alla finalità benefica che rappresenta. Sì, non è una cosa così scontata. Abbiamo scelto l'associazione Oltre il Labirinto, molto attiva a Treviso, che assiste, aiuta anche con un brevetto anche particolare, con una bicicletta, i bambini e le persone autistiche, con la quale collaboriamo da diversi anni con tutte le nostre piccole iniziative benefiche, e quindi ci è sembrato un percorso, come dire, ideale, quasi scontato, supportarla anche in questo momento dove potremmo dare un contributo ancora più importante. Quindi Bonotto delle Tezze, Malanotte 2010, Oltre il Labirinto, Ais Veneto, delegazione di Treviso. Grazie a tutti.